Ecco, purtroppo ci siamo persi il 4 pari, siamo arrivati al 19esimo, l'audio va e viene, quindi abbiamo dovuto stoppare, chiediamo scusa ai nostri telespettatori. Falchetti 4, Osteria al Pontello 4. Attenzione, palla in mano, o meglio nei piedi di Capitan Ruio. Beh, capitano Alfiero, semmai. Sì, scusami Luca. Ogni tanto. Sì. Sbagli, no, ma purtroppo l'audio non ci ha dato una mano questa sera, il nostro microfono fa le bizze. Era meglio le pizze di Pizza Speed con Arion Leba. Attenzione, Osteria Pontello ancora Fabio Florean, conclusione, ma para il bravissimo portiere dei Falchetti Palmieri. Si riparte un lancio lungo per De Caro per Leba che subito tenta un tiro e ribattuto, va fallo laterale per i Falchetti che ripartono con Gheorghi Pasc, dalla rimessa ancora Pasc, palla persa proprio da Leba perché c'è stata una ribattuta. E tra l'altro Gheorghi Pasc, chiediamo scusa perché ci siamo persi proprio lui, l'autore del quarto gol, vero Max? Una bellissima conclusione da fuori. Attenzione, riparte l'Osteria al Pontello, bello scambio. Palla per il pivot, ancora Florean, conclusione di Guerra, attenzione, palla intercettata, Leba, occhio da dietro, attenzione, mantiene sempre il possesso con la suola, bravissimo, si prova a liberare del numero 20 De Marchi, calcia proprio addosso al numero 10 Ruggeri. E chiedono, protestano i Falchetti perché probabilmente volevano questo corner e invece l'arbitro ha dato la palla all'Osteria al Pontello. Siamo arrivati al 20° minuto e 48 secondi, punteggio di parità qui a Morsano. Grazie a voi che mantenete ovviamente la linea con noi, essendo collegati noi di Sportissimo Channel, problema tecnico all'audio, quindi adesso siamo dovuti assentarci un attimo, ripartire con lo streaming, speriamo bene. Max, momento difficile, superato forse per i Falchetti? Beh, speriamo di sì. Comunque ce la stanno mettendo tutta perché vogliono assolutamente portare a casa la partita, che con De Caro, maratona del portiere dell'Osteria al Pontello, grande. Sì, qui devo dire Bonvicini ha salvato la baracca perché qua De Caro è andato conclusione diciamo a botta sicura. Purtroppo per lui c'era un ottimo Bonvicini. 4 pari, ripartono i Falchetti. Ancora attenzione, Bonvicini perde il possesso della palla, calcio d'angolo. Caro Sasha, mancano meno di 3 minuti, siamo arrivati al 21esimo e 48 secondi. 4 pari. Tacco per De Caro, ancora tacco per Leba per De Caro. Era una bellissima azione dei Falchetti che hanno tentato con 3 colpi di tacco liberarsi e arrivare in tiro, ma riparte subito l'Osteria. Attenzione l'Osteria che prova ad impostare, a creare il pericolo. Vediamo il numero 10. Ruggeri, intercettato, Pasca ancora Pasca, dribbling, tacco per De Caro, niente da fare, fallo. L'arbitro fischia un fallo su De Caro, probabilmente fallo dentro l'area, Max, sembrava di sì, quindi probabilmente ci sarà un calcio di rigore per i Falchetti e vediamo già Leba che si è messo con la palla in mano e ha messo la palla sul dischetto, quindi calcio di rigore. Attenzione De Caro, speriamo non si sia fatto nulla di male, ha preso una botta, stava per calciare, vediamo Dolorante esce, speriamo Gianluca tutto a posto, vedremo di recuperarlo per magari le interviste finali. Attenzione, calcio di rigore per i Falchetti, momento decisivo al 23esimo. Vai Max, raccontaci il rigore. Sta partendo Leba dai 6 metri, quanti sono? 5 metri, gol! Arion! Leba! Quanti metri? Dimmi. 5 metri, ma non importa perché i Falchetti vanno in vantaggio. 5-4. Ci siamo persi il 4 pari, ma non ci siamo persi il 5-4. Manca 1 minuto e mezzo più recupero. Osteria al Pontello che viene di nuovamente ribaltato, la partita bellissima, 2-0 per i Falchetti, poi 3-2 per Osteria al Pontello che adesso si fa vedere in avanti. Poi diciamo dopo il pareggio dei Falchetti grazie a Capitan Luca Uviero, il nuovo 4-3
diciamo dell'Osteria al Pontello, ma adesso c'è stato un ribaltamento, rete di Gheorghi Paschke, poi che purtroppo ci siamo persi, e infine il 5-4 per il momentaneo, 5-4 perché manca ancora un minuto. Mi verrebbe da dire defense dei Falchetti. Come in NBA, qua grande Max, poliglotta ovviamente. Nel frattempo arrivano vari commenti, purtroppo non riusciamo a starci dietro. Conclusione del numero 10 Ruggeri a lato. Palmieri, mancano 50 secondi più recupero. Allora Paschke subito per Delle Vedove che tiene benissimo la palla. Ancora però c'è un piccolo fallo, però ancora per Capitano Fiero che lascia scorrere la palla. Il fallo laterale. Fallo di fondo. Fallo di fondo, scusa, adesso si parte con Palmieri, lungo lancio per Delle Vedove ancora per Leba che tenta un dribbling, ancora con Delle Vedove per Paschke che non ha un buon controllo, perde la palla. Attenzione, Florian. Però subito a Fiero come una pantera si è riversato sulla palla, riparte l'Osteria ma perde la palla. Sì, momento, caro Max, momento molto rapido, anche 25esimo in questo momento, quindi ci sarà un minuto e 30, ha detto l'arbitro, il signor Carli, palla lunga per Delle Vedove. Vediamo, Pasca per Leba. Vai Max. Ancora Leba da fuori, grande parata. Grande parata del portiere della Osteria Pontello che dice no, 5-4 per i Falchetti, manca pochissimo, un minutino. Palla lunga, ancora Leba. E da fuori. Ed è gol! Leba! Il poker, capocannoniere di questa Serie B, 6-4. È fortissimo. Diciamo che qua si è inventato un sinistro che il portiere dell'Osteria al Pontello ha diciamo sventato momentaneamente la minaccia, ma la palla poi è entrata in rete. 6-4 per i Falchetti, manca mezzo minuto o poco più, direi che non è ancora detta l'ultima perché manca ancora parecchio. Per il calcio 5 può succedere di tutto. Ancora Leba che si fa vedere in avanti, recupera l'Osteria al Pontello. Bravissimo. Vediamo Fiero. Ancora Fiero lancio lungo per Delle Vedove che viene anticipato di nuovo, però Paschke partita la palla, tenta un tiro e calcio d'angolo per i Falchetti. Sì, siamo arrivati al 26esimo minuto, quindi 28 secondi, 20 secondi scusate, guadagna secondi importanti Gheorghi Paschke che batterà il calcio d'angolo. Nel frattempo il capitano Florian si sta allacciando gli scarpini. Falchetti 6, Osteria Pontello 4. Praticamente siamo alle battute conclusive, poi rimanete con noi perché ci saranno le interviste. Vittoria probabile di Falchetti perché stanno scorrendo i secondi, battuta un po' diciamo frettolosa di Gheorghi che carambola su Delle Vedove. Vediamo ora l'Osteria al Pontello che si fa rivedere in avanti, ancora Florian, attenzione, conclusione sul palo, ribattuta ed è gol. Probabilmente il numero 10 Ruggeri sulla linea, guardate cosa vuol dire questo calcio a 5, non è ancora finita, 27esimo, siamo ancora nel tempo di recupero, 6-5 per i Falchetti, dovrebbe fischiare l'arbitro. Vediamo Luca Fiero, butta in avanti, attenzione, è un momento difficile, bisogna serrare i ranghi, attenzione al contropiede, Leba non vede Delle Vedove che era da solo. Max, veramente sta succedendo di tutto qui a Morsano. Delle Vedove, l'arbitro, triplice fischio, 6-5. I Falchetti sfatano finalmente il tabù di casa e Morsano e soprattutto noi sfatiamo questo pareggio che portiamo sempre in dote. Stavolta devo dire grazie ai 4 gol di Leba, no? Che è riuscito con la sua prestazione maiuscola, c'è da dire questo, che insomma è riuscito a vincere e a portare a casa questo risultato. Bene Max, adesso porta la telecamera verso la nostra postazione così ci inquadri e vedo di recuperarti qualcuno anche del 4S, arrivo subito, intanto tu racconta un po' com'è andata la partita. Partita dai tanti fronti che abbiamo avuto qua, praticamente questo qua, continui ribaltamenti tra l'Osteria al Pontello e i Falchetti. Comunque alla fine finalmente i Falchetti sono riusciti a portare a casa questa partita, che adesso ci porteranno qualche ospite qui in regia e attendiamo appunto che Enrico riesca a captare qualcuno, se riesca a catturare naturalmente con da buon cacciatore, riuscirà a prendere qualcuno per venire qua in regia e dirci le ultime impressioni. Io spero che venga anche il presidente finalmente, anzi lo chiamo a gran voce
se il presidente vuole venire qua, che lo intervisto un secondo, perché questa è una vittoria che insomma va raccontata, no? Insomma, dai. Eccolo qua, Buonasera caro a tutti. Pietro, come stai intanto? Bene, dai. Come è andata in campo? Cosa Bene, ci bene. dici? Allora, questa è stata una vittoria soffertissima, diciamoci Sì. la verità. Non ce l'aspettavamo così agguerriti sti ragazzi, sinceramente. Non avete avuto forse in qualche frangente, non mi infraintendere, no? Però intendo dire, in qualche frangente mi è sembrato forse la fretta di voler fare gol su gol, no? Forse Sono un pochino d'accordo più con di te. calma, si Sì, poteva sì. fare veramente qualcosa di più Diciamo grosso, che sul no? 2-0 ci siamo seduti e loro sono venuti fuori, ci hanno messo veramente in grossa difficoltà. Beh, complimenti a loro, una bella partita hanno fatto, bravi. Sì. Non meritano i 0 punti in classifica, a mio avviso. Beh, ce l'hanno messa veramente tutta, Sì. però credo che finalmente abbiamo sfatato questo... Sì, no? finalmente è arrivata la prima e vittoria chissà in che casa. magari da questo momento in poi si possa gioire sempre di più, Sì. no? Perché anche fuori casa mi sembra che l'ultima avete vinto. Sì, abbiamo giocato benissimo l'ultima. Pietro, fatti vedere dal pubblico. Oggi non tanto. Oggi abbiamo giocato un po' sottotono. E comunque questi 3 punti ci servivano per allontanarci dalle zone della classifica. Avete però un fenomeno. Adesso ce l'abbiamo qua diciamoci la finalmente verità. davanti alla Il telecamera. bomber vogliamo, Ci abbiamo un fenomeno. Adesso ragazzi, gli lascio lo esatto, giusto spazio. Adesso noi ci spostiamo e Buona serata salutiamo a il tutti. presidente, lo ringraziamo per essere stato con noi E soprattutto per averti ripreso. Naturalmente Arion ti ho chiamato a più non posso, naturalmente ho cercato di esaltarti più che potevo, però naturalmente tutto meritato, perché 4 gol, insomma, hai dominato il campo. Diciamo che salviamo il risultato stasera, la prestazione non è stata buona di tutti quanti, me compresa, e bisogna fare meglio perché il campionato è tosto, siamo tutti allo stesso livello, per cui bisogna cercare di dare di più. Sono errori troppo elementari che non si possono fare a questo livello qua, quindi salviamo il risultato, dai. Beh, però se fosse sempre così, io 4 gol farei sempre la firma, no? Che tu li facessi, voglio dire, pensa se ti impegni. No, noi ci siamo accorti, ma tu non ce lo potrai dire naturalmente, mi sono accorto al campo che forse avevi qualche piccolo problemino, o sbaglio? Sì, diciamo che mi porto sto fastidio qua da ormai 3 partite, un'infiammazione che diciamo mi vengono una sensazione di crampi a livello di tibia, tendine, e quindi mi dà proprio noia, fastidio, non riesco a scattare, non riesco a essere al top, ecco. Gioco forse al 60%. Beh, comunque Però... un 60% del genere lo vorremmo tanta tutti, roba, diciamo. Insomma, ecco. Enrico, Bene, vieni. qua sono arrivato anch'io in postazione, devo dire abbiamo il bomber, ma se vogliamo non vogliamo trattenerti perché so che magari c'è chi vuole andare subito in doccia, però... No, devo andare a vedere cosa ha fatto l'Al-Nassr. L'Al-Nassr, te lo dico io, aspetta un attimo, adesso lo guardiamo in diretta subito, vediamo, perché hai scommesso? Si può dire, non si può diciamo dire? che sono tifoso di un giocatore. Ok. Un po' palese, scontato. Ok, adesso ti diciamo subito. No, non lo vedo, si giocava stasera. Sì, la Champions League. La Champions League. Sì, dammi qua. E qua io sul calcio arabo devo dire male, sono malissimo, però sei una persona sana, solo chi non è sano segue il calcio arabo. No, se vuoi ti dico dell'Italia, Bologna 1, Torino 0. Quindi... Fabian in prestito dall'Inter, giusto per dire, non vorrei... E Max, vediamo nei pronostici cosa aveva messo. X, quindi sta tifando per il Torino. Vabbè. Stanno andando. Esatto, non è una persona sana. Questi sono i commentatori qua. Ma oddio, vedremo il pubblico. Intanto Sasha ci sta dicendo 0-0, zio, non possiamo dirlo. Adesso ti ingaggiano, Arion. Salutiamo Valerio, grazie. Anzi, grande Valerio. Valerio, è finito. Ti aspettiamo al chiosco, Valerio. Al chiosco, al bar La Ruota. Vabbè, no, per noi è chiosco. Ok. Diciamo Max è andato un attimo 0-0. 0-0. Vabbè, dai. No, sta semplice, qualificati. Quindi qualificati di Ronaldo, Champions vero? League, ricordiamo, Cristiano. Champions League asiatica.
Esatto, sì. Qua Arion ci ha dato prova che segue tutti i campionati, anche la Champions asiatica. Io sapevo che c'è domani la Champions, quella League. Ma è troppo scontato, Io ti ho portato subito Zanzan il risultato, perché come sappiamo io, non voglio dire il nome di una certa televisione, comunque seguo il campionato arabo, perché ci sono un sacco di campionati. Adesso vi porto di Zenzo comunque. Ok. Vi prego, chiamate, vai a prendere. Adesso te lo porto. Sarà nudo, probabilmente in doccia, ma tu portacelo lo stesso. Oddio, non possiamo mostrare, diciamo. Ecco, vai, ecco, bravo. Nel frattempo, intanto si sta giocando una bella partita. Vedete? Dario, comunque bravo, complimenti. Adesso vi faccio vedere qua sugli spalti, ma c'è qualcuno che sta giocando con la Viti, scusa. Grazie, Eccolo qua, vedete? No, purtroppo facciamo difficoltà a fare movimento, perché secondo me giochiamo con la punta davanti che non ha le caratteristiche per fare quel ruolo là, e perdiamo un uomo, per cui il difensore rimane centrale e chi fa su e giù sono solo i due esterni. È vero, però mi è sembrato che spesso vogliate ripartire in maniera velocissima con dei passaggi che magari forse sono un po' troppo rischiosi, e loro sono riusciti a ripartire in contropiede e vi hanno bucato, perché sono andati a finire anche 3-2, poi 4-3, cioè voglio dire, è comunque una situazione che dovete correggere, questa, credo, no? Penso proprio di sì, c'hai ragione, hai indovinato alla grande, anche perché fino adesso tutte le partite, bene o male, siamo andati sempre in vantaggio, anche con le squadre magari che lottano per il campionato. Non hanno mostrato di essere superiori, hanno dimostrato solo di avere più attenzione tattica. Ovvio, la qualità tecnica c'è, e noi siamo medio-bassi, tutti quanti, io compreso, per cui dovremmo giocare con la voglia, e delle volte manca, perché quando sei a parità di livello chi vince, chi ha più voglia di vincere, chi ha più fame. Questi campionati qua è così. Vi abbiamo visto però, scusa se te lo dico, un po' nervosetti in campo. A un certo punto c'è stato un momento che non siete stati più riusciti capaci di ragionare, no? Perché sapevate di essere più forti e non volevate perdere. Quindi cosa è successo in quel momento? Cosa è entrato nella vostra testa? Diciamo che quando si sbagliano e si fanno degli errori che magari non vorresti fare, con un risultato portato sul 2-0, che dovevi gestire una partita tranquilla a quel punto e gestire bene i cambi, si è voluto fare magari delle giocate o dei cambi che non era al momento necessario, e la partita poi va in nervosismo, perché come vi ho detto prima abbiamo giocato e siamo andati in vantaggio con tutte le squadre, e poi voi sapete bene come è andata a finire, e quando comincia a essere a farti pareggiare la partita, inizia il nervosismo, perché dici ecco, ci siamo di nuovo, siamo andati in vantaggio, dobbiamo solo gestirla, invece subiamo la rimonta. Bene, allora io direi che lo ringraziamo, no? Lo lasciamo andare in doccia, perché sennò magari ci porti di Zenzo se riusciamo. Dopo che si è docciato, naturalmente. Intanto grazie Arion, complimenti. Adesso bisogna pensare al post partita, che è la cosa più bella degli amatori. Integriamo adesso un po' di proteine sane. Esatto, e se volete andare a trovarlo, Pizza Speed, sottolineo Speed, visto che l'altra volta insomma mi ero perso. L'abbiamo bacchettato l'altra volta. Va bene, dai. Buona serata. Grazie Arion, lo lasciamo andare. Max, grazie mille. Max, qua siamo alle battute finali, aspettando Di Zenzo. C'è chi aspettava Godot, noi aspettiamo Di Zenzo, voglio dire, insomma, è sempre qualcosa. Esatto. Mattia il Piaso, attenzione, buonasera, come sempre un saluto da parte del Piaso. Ma Piaso potevi anche venire, però ogni volta facevi non vieni mai, potevi anche voglio venire, dire, no? Venivi, insomma, noi ti avremmo accolto, no? Assolutamente. Magari la prossima volta il Piaso viene in diretta qua da Morsano. Abbiamo trovato il sostituto che magari il sostituto di te, il Piaso, che viene qua a aiutarci con la telecamera. Non lo so, bisogna parlare col presidente. Nel frattempo festeggiamo il reintegro di Max, che l'ho visto in sintonia col presidente, probabilmente perché non ha sbagliato il suo cognome, almeno così sembrerebbe. Mi sa che Di Zenzo non arriva qua, a meno che allora promettiamo al pubblico che
intanto stoppiamo questa lunga diretta. Sì, perché io non posso dire quello che posso, perché se no il presidente mi ricaccia di nuovo. Ah, ok, e quindi va devo bene. stare zitto. E mi Allora, io trattengo. direi, concludiamo qua la diretta. Se arriva Di Zenzo, ve lo facciamo vedere dal bar, no? Magari. Ma certamente, è ovvio. Visto che ci tenevano, insomma, c'era Michele, vedo che scrive, ma il Piaso ci sarà, ci sarà o ci sarò? Vabbè, qua parla la terza persona, il Piaso. Nei primi di dicembre, come ho sentito un amichevole, io sarò sempre presente a giocare, che è fondamentale. Bravo Beh, Piaso, certamente, nell'amichevole. Sì, basta che non... Guarda che ci arrivano i complimenti, le flow, vapor wash, la sanificazione, siete stati bravissimi. No, bravissimi. Forse bravissimi ai falchetti. Esatto, vabbè. bravissimi i falchetti, perché noi purtroppo ne abbiamo combinati. Guarda il Piaso cosa chiede, risultato finale. Ma come? Devi andare a rivederti la partita 6-5 per i falchetti. Specialmente contro... nel secondo tempo ci sono tre pezzettoni. Ci sono 3 parti, purtroppo l'audio non andava, speriamo che adesso si senta quello che stiamo dicendo, no, anche voi, quindi ci prendiamo comunque un po' di merito in tasca. Dai, abbiamo fatto qualcosetta oggi. E quindi ragazzi e ragazze all'ascolto vi ringraziamo di averci seguito nonostante i problemi tecnici di audio. Buona serata a tutti, qua da Morsano è tutto. Voi invitiamo a iscriversi al canale, quindi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, perché qualcuno guarda e non si iscrive male. Assolutamente, a costo di prelevare i cellulari dalle borse. Ovviamente, forza Falchetti, grazie Valerio, ci vediamo prossimamente. E lunedì siamo qua di nuovo dai Falchetti, no? Lunedì siamo ancora qua, come diceva Vasco Rossi, quindi ci rivediamo fra 7 giorni. Questa settimana va così, dovevamo affrontare dovevamo affrontare una trasferta, ma non l'abbiamo fatto, insomma, per cui ci rivediamo lunedì, sperando di raccontare ancora al meglio le gesta dei Falchetti. A tutti voi un saluto, ci vediamo sabato ore 13:45, Calcio 5 Show. Ciao. Probabilmente